Individuati e denunciati in stato di libertà 7 minori ritenuti i responsabili dei danneggiamenti e dell'imbrattamento delle aule e della palestra della scuola secondaria di primo grado Marconi di Altavilla Vicentina. I militari dell'Arma hanno ricostruito la dinamica dei fatti, arrivando all'individuazione dei presunti autori dell'atto vandalico. 2 dei 7 giovani sono stati denunciati per il reato di invasione di edifici, mentre gli altri 5 dovranno rispondere di danneggiamento aggravato, interruzione di pubblico servizio e invasione di edifici. Inoltre, per 2 minori residenti nel comune di Sovizzo sarà avanzata richiesta per l'adozione del divieto di ritorno nel comune di Altavilla Vicentina. Nel corso dei controlli dei carabinieri, inoltre, altri 4 giovanissimi, tra i quali un minorenne, sono stati segnalati alle autorità per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Danneggiamenti alla scuola che avevano richiesto 2 giorni di interruzione delle lezioni scolastiche per ritornare alla normalità e una conta dei danni stimati attorno ai 10.000 euro. Questi ragazzi vanno chiaramente aiutati e anche le famiglie, se sono in difficoltà, vanno aiutate, però come dicevo all'inizio speravo che ci fosse un atto volontario, no? Nel presentarsi, nel dichiarare. Mi sembra di aver capito che questo non è successo, ma è stato frutto delle indagini, di conseguenza mi auguro che almeno adesso ci sia la volontà e la spontaneità di prendere in carico la situazione. Episodio che nei giorni scorsi era stato anche al centro dell'attenzione di un comitato ordine e sicurezza per analizzare il tema più generale e diffuso del disagio giovanile e come affrontarlo in sinergia tra le istituzioni e il tessuto sociale, tema su cui torna il prefetto di Vicenza. Dobbiamo invece appunto imporci una riflessione, la riflessione sul grande disagio giovanile che negli ultimi anni sta attraversando il nostro Paese, un disagio dovuto spesso a difetto di socialità. Non voglio ovviamente aggiungermi alla consueta lamentela sull'eccesso di uso dei social, dei telefonini, però non possono funzionare da sostituto della vera socialità, che è quella relazionale. Ecco, mancando questa si crea fra i giovani un disagio che probabilmente è stato anche acuito dal lockdown degli ultimi anni e che sfocia in forme di autoaffermazione, di affermazione della propria individualità che passano anche per la violenza.